Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Bentrovati ad un nuovo spazio di approfondimento sui 97.500 MHz di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Benvenuto e grazie di essere con noi al nostro ospite, il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Con lui affronteremo alcuni temi in primo piano sull'agenda del governo e del paese e delle misure che si stanno mettendo a punto. Una domanda che può anche apparire in un certo senso banale, ma banale non lo è. Spesso capita di sentirsi dire che uno dei problemi è la mancata conoscenza delle normative in essere sulle diverse agevolazioni che già esistono. Ci sono degli strumenti, ma non è dato sapere come farli funzionare. Le risulta questo, senatore? Che fare? Purtroppo sì, questo è uno dei problemi atavici, quello che si chiama asimmetria informativa, è un parolone per dire che appunto moltissime aziende, moltissimi artigiani non sono a conoscenza di una serie di misure che sono già in essere, già vive, già esistenti a loro favore. Allora ringrazio per l'occasione per fare una breve lista di misure che sono appunto già in essere per tutti e il cui reperimento si può effettuare facilmente attraverso un nuovo portale web che è stato inaugurato qualche mese fa, che si chiama semplicemente incentivi.gov.it. Questo è un portale supportato da algoritmi di intelligenza artificiale. Molto banalmente io posso scrivere nella casellina di ricerca il tipo di beneficio che sto cercando, oppure il tipo di lavoro che fa la mia azienda, che fa la mia attività lavorativa, e trovare tutti gli incentivi che sono a disposizione. Io faccio solo un brevissimo elenco perché abbiamo veramente tanto materiale in essere, e ricordo che è nato un nuovo fondo di venture capital da 1 miliardo di euro. Ora, il venture capital è un'ennesima terminologia inglese che significa investire su progetti che hanno un certo grado di rischio. Ora, normalmente le nostre banche da sempre sono piuttosto restie a investire appunto a rischio, chiedono una serie di garanzie e chiedono che il progetto, diciamo così, sia il più blindato possibile. Viceversa, i fondi di venture capital sono estremamente diffusi all'estero, e venture la possiamo un attimino assimilare ad avventura, nel senso che sono fondi che rischiano di più, si buttano un po' più sull'avventura. Ecco, in Italia finalmente, grazie a questo governo, ci sarà, anzi c'è già un fondo per lo sviluppo di queste nuove iniziative da 1 miliardo di euro, istituito proprio dal MISE. Inoltre recentemente è stato rifinanziato il fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica, cioè per finanziare progetti di ricerca e innovazione tecnologica che sono il cuore naturalmente dello sviluppo industriale italiano, e sono stati rifinanziati per un importo complessivo di 500 milioni, quindi ci sono 500 milioni di euro a disposizione delle aziende che vogliono innovare. In più ricordo, e questo diciamo lo potete utilizzare in tutta Italia, quelle che sono la possibilità di consulenza presso le Camere di Commercio relativamente all'intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale può sembrare un qualcosa ancora a di là di venire, cioè molto futuristico. Non è così. Anche in Italia ci sono già decine di aziende, persino agricole, che sono riuscite a migliorare notevolmente il loro business, la loro attività, facendo ricorso all'intelligenza artificiale. Anche in questo caso, appunto, è un settore che pochi conoscono. Le Camere di Commercio hanno istituito dei punti di consulenza proprio per dare consulenza relativamente all'intelligenza artificiale, e questo lo trovate sui vari siti delle Camere di Commercio. In più, per raccordare tutto questo, ricordo che anche in questo caso sono effettivamente disponibili dei voucher, quindi dei finanziamenti per 20.000 euro per affittare
optare per utilizzare per un certo periodo di tempo uno specialista in queste nuove tecnologie. Si chiama, sempre con un termine inglese, innovation manager, in italiano dirigente innovativo, cioè una persona esperta in nuove tecnologie dal web all'intelligenza artificiale, che possa aiutare tantissimi artigiani, tantissime PMI che non hanno le risorse per affrontare queste nuove tecnologie. Soprattutto ribadisco l'utilizzo del web per quanto riguarda l'apertura, il commercio all'estero. Le aziende italiane che sono più resistenti alle crisi sono le aziende che hanno canali commerciali all'estero, che riescono ad avere delle valvole di sicurezza, delle valvole di sfogo di vendita all'estero. Qualche mese fa ho avuto il piacere di ospitare in commissione una delegazione di aziende italianissime che si appoggiano a una nota piattaforma di commercio online. Però attenzione, piattaforma che non li possiede, non li gestisce, fa solo il punto d'incontro, fa domanda e offerta. Le aziende sono totalmente italiane e queste aziende hanno confermato che l'ingresso in questa piattaforma, quindi l'apertura di nuovi canali commerciali all'estero, è stata per loro una grandissima boccata di ossigeno che li ha fatti sviluppare. Quindi ribadisco, anche questa misura è a disposizione, 20.000 euro per quelli che si chiamano innovation manager. In più c'è anche una ulteriore misura per l'assunzione di laureati, diciamo così, super bravi, laureati che hanno avuto ci sono appunto laureati con 110 lode. Anche in questo caso ci sono 5.000 euro di gravi fiscali per chi li assume a tempo indeterminato, e quindi questo incentiva da una parte i nostri studenti a lavorare, a studiare e quindi avere la massima preparazione, e le aziende ad utilizzarli al massimo. Faccio un ultimo appello ai studenti, ne sto facendo tanti in questi mesi, a valutare l'opzione della scelta di materie tecniche, di materie tecnologiche, dall'informatica all'ingegneria, perché da mesi e mesi le aziende italiane ripetono: non riusciamo a trovare personale tecnico, non riusciamo a trovarlo, non ce n'è di disponibile. Per cui per tutti quelli che devono scegliere nei prossimi mesi, nei prossimi anni la loro carriera studentesca, li faccio presente questa situazione. In Italia mancano più di 100.000 figure tecniche e se non saranno studenti italiani a coprirle, per forza di cose le dovremo importare dall'estero. Ringraziamo il senatore Gianni Girotto per questa sua presenza, senatore del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato. L'appuntamento è per la prossima pillola. Grazie direttore, grazie a voi, un saluto a tutti. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.